Un saluto a tutti, oggi vi portiamo a Genova Bolzaneto, siamo in via Morasso, alle nostre spalle c'è la struttura del Banco Alimentare della Liguria, un modo per portarvi nel concreto in un impegno quotidiano, da una parte quello della lotta allo spreco, dall'altra l'aiuto alle persone e alle famiglie bisognose. Si è da poco conclusa la giornata mondiale dei poveri, abbiamo riflettuto sulle parole di Papa Francesco che da una parte invita ad ascoltare il grido del povero ma dall'altro anche a dare una risposta concreta. Dall'altra abbiamo la colletta alimentare che è proposta dal banco per sabato 24 novembre, un gesto concreto proprio di ascolto e di aiuto alle persone bisognose. L'Associazione Banco Alimentare della Liguria è un'organizzazione no profit che aderisce alla rete nazionale del Banco Alimentare, che è composta da 21 associazioni che sono dislocate nelle regioni italiane. Ma chi può dire di conoscere realmente il Banco Alimentare della Liguria? Spesso si pensa che il banco sia semplicemente la colletta alimentare come quella appunto del 24 di novembre. Invece, e la struttura che alle mie spalle lo dimostra, c'è un grande movimento di volontari, di associazioni e di persone che dedicano gran tempo della loro giornata a questo grande impegno. Allora andiamo a conoscere il Banco Alimentare della Liguria. Troviamo la Presidente Gabriella Andraghetti e vediamo anche tanta movimentazione di mezzi, di associazioni che vanno e vengono, tanti volontari. Come funziona l'attività durante la settimana? Allora, durante la settimana ci sono arrivi con tir, camion di merci di diversa provenienza, aziende agroalimentari, supermercati e queste merci vengono stoccate nel nostro magazzino e a giorni fissi distribuite alle strutture caritative che hanno preso l'appuntamento per quella giornata. Possiamo entrare all'interno del magazzino? Certo, andiamo. Andiamo a visitarlo allora. Siamo al piano terra, ma questa è già una zona dove vengono stoccati gli alimenti. Che cosa possiamo trovare qua? In questo momento troviamo alimenti dell'Unione Europea, sono alimenti essenziali che ci vengono forniti, sono pasta, riso, latte, legumi, pelati, marmellata, e questi alimenti vengono appunto consegnati e stoccati nel magazzino e poi preparati dai tutti i volontari per essere poi distribuiti alle strutture caritative. Non è l'unico piano della struttura? No, noi abbiamo un magazzino su 2 piani che certo richiede un po' più di fatica perché tutto il lavoro poi avviene all'interno del montacarichi, dobbiamo portare su poi riportare giù, però diciamo che siamo già grati di avere questo magazzino che... Dove arriva? Questo magazzino è stato una bella esperienza di collaborazione tra pubblico e privato, perché la ERG ci ha donato il terreno e poi con l'aiuto di contributo della Regione Liguria, Comune di Genova e Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige abbiamo costruito questo magazzino e diciamo nel 2007 è stato inaugurato. Allora, vediamo i numeri. Tanto diciamo quante realtà aiutate. In questo momento sono 394 le strutture caritative convenzionate con noi da Ventimiglia a Sarzana. Attraverso queste strutture stiamo aiutando oltre 50.000 persone solo in Liguria. Come si fa ad essere vicini a tutte le zone che lei citava? Perché la Liguria appunto è un arco, ma è difficile anche da percorrere, come fate? Allora, intanto abbiamo anche un magazzino periferico a Sanremo, quindi tutte le strutture caritative da Albenga a Ventimiglia fanno riferimento a quel magazzino lì. Mentre per La Spezia, periodicamente, ogni 2 mesi circa, portiamo noi le merci e grazie alla Caritas che ci mette a disposizione il suo magazzino per una giornata, noi riusciamo a distribuire a tutte le 30 strutture caritative della zona. Lei prima diceva 50.000 persone, chi sono queste persone che aiutate? Sono tutte le fasce del bisogno, da minori, anziani, famiglie in difficoltà, senza dimora, sono tutte le fasce del bisogno, ripeto, e che vengono aiutate dalle strutture che sono poi o mense oppure realtà che aiutano attraverso i pacchi alimentari.
È una grande macchina questa che è al lavoro, come fate a sostenervi però? Noi possiamo ricevere contributi pubblici o privati, quindi grazie alla generosità di tante persone e grazie alla Regione Liguria che in questi anni ci ha sempre sostenuto attraverso contributi e progetti e poi ovviamente partecipiamo a vari progetti sperando di appunto ottenere dei contributi. La squadra di chi si compone? Quanti volontari avete? E i volontari sono una cinquantina che ruotano su turni giornalieri e poi ci sono ovviamente il magazziniere, perché scaricare i tir occorre una professionalità, e anche una persona che si occupa degli approvvigionamenti e un direttore. Allora, se lei è d'accordo, andiamo a conoscerli e a intervistarli, così sentiamo anche il loro polso. Certamente, andiamo. Ci può raccontare qualcosa dell'associazione San Vincenzo de Paoli? C'è una comunità a San Pier d'Arena, è una comunità per minori, i bambini che sono allontanati dalla loro famiglia per diverse difficoltà, e questa comunità in questa zona attende a necessità e bisogno delle famiglie che vivono in questo locale. Chi la gestisce l'associazione? L'associazione è proprio gestita dalla San Vincenzo, dove abbiamo una presidente e un consiglio di amministrazione in collaborazione con le figlie di Sant'Anna. A quante persone date una mano? Diamo una mano a più o meno 30 famiglie, da quale principalmente abbiamo un gruppo molto grande di italiani. Dovuto alla situazione attuale in cui vive l'Italia, tanti italiani si sentono in confidenza con le suore a dire la loro situazione di povertà e ci chiedono aiuto. Ci può raccontare una storia? Noi generalmente veniamo a metà mese, fin del mese a banco alimentare a ritirare gli alimenti, e noi alcune volte per necessità anche nell'uso della macchina, perché è usato molto per il spostamento dei bambini, então abbiamo dovuto fare prima, no? Venire prima al banco alimentare, e abbiamo chiamato le famiglie per dire venite a ritirare gli alimenti. In una di queste famiglie che abbiamo telefonato, lei ha detto: "Sora, ci ringrazio perché proprio oggi non aveva 1 chilo di pasta da mettere al fuoco". Então questo è stato veramente per noi è il miracolo anche della donazione, dei beneficiari, delle aziende, di tutti quelli che contribuiscono al banco alimentare. È bello venire qui al banco alimentare e raccogliere questi alimenti che andrebbero sprecati? Sì, se no poi fanno raccolte qua, perché se no i banchi, una volta si andava anche da Arenzano, dalla Coop, poi la Coop hanno detto basta perché noi la roba la diamo ai banchi, quindi noi adesso veniamo qui quando ci chiamano una volta al mese e carichiamo la roba che ci danno. Che cos'è Città Fraterna Onlus? Città Fraterna è un'associazione fondata da una ventina di soci nel 2012 che era sorta col desiderio di dar da mangiare a quelle persone che avevano perso il lavoro a Fincantieri. Nel 2012 c'era stata questa grossa crisi e moltissime persone avevano perso il lavoro. Noi ci siamo prodigati così alla buona per trovare cibo. Qui siete cresciuti. Abbiamo visto che non serviva dare una volta, perché queste persone avevano perso il lavoro, non avevano perso la casa per fortuna, ma avevano perso lo stipendio, quindi non avevano più i soldi per farsi la spesa, per comprarsi da mangiare. Oggi quante famiglie aiutate? Oggi aiutiamo 150 famiglie per un totale di 1000-1100 persone. Siete nel circondario di Sesti Ponente? Nel circondario di Sesti Ponente, San Pier d'Arena, Cornigliano, fin giù verso Begato, anche altre zone, insomma, perché poi il passaparola corre e quindi la gente negli anni è cresciuta. Tante famiglie italiane quindi anche?
Metà e metà, perché nell'indotto di Fincantieri lavorano anche tanti da altri stati, saldatori, falegnami, quelli che lavoravano nelle navi, quindi non solo italiani ma tanti, un 50% direi, di persone di altri continenti. La incontriamo al Banco Alimentare, è un punto di riferimento per voi ormai? Il Banco Alimentare è un grossissimo aiuto, perché noi 2 volte al mese almeno portiamo via tonnellate e tonnellate di roba, pasta, olio, legumi, un mare di cose che ci serve per dar da mangiare a queste persone. Poi facciamo anche delle raccolte singolarmente nei supermercati, ma il Banco Alimentare è un aiuto enorme per noi. Al di là del Banco Alimentare, le sembra che comunque anche a Sesto Ponente, nel caso, ci sia una buona solidarietà nel campo dello spreco alimentare? Guarda, è impressionante perché è diminuita la ricchezza delle persone, ma quando andiamo a fare delle raccolte davanti ai supermercati c'è tantissime famiglie che ci lasciano nel carrello pasta, olio e ci ringraziano. È ovvio che gli dici grazie signora, grazie, e io dico no, grazie a voi, perché voi arrivate dove noi non possiamo arrivare. Voi siete tanti volontari? Siamo una ventina di volontari, sì, che lavoriamo nel magazzino, perché il magazzino è abbastanza grande, quindi c'è da stoccare, mettere via la roba in scadenza, mettere fuori la roba che scade per primo, mettere dietro l'altra che arriva, e quindi è un bel lavoro e questa gente è straordinaria, tutti pensionati che ci danno una grossa mano. Ci sono famiglie che avete aiutato e che grazie anche al vostro aiuto poi sono riusciti a ripartire? Guarda, ce ne sono stati una decina che venivano a prendere il pacco, poi sono arrivati e hanno detto non lo prendiamo più perché da questo mese abbiamo iniziato il lavoro, pochissime, una decina, però ti assicuro che è una soddisfazione enorme. Voi come vi sostenete? Perché non sarà facile anche, immagino, i trasporti, le varie cose. Sì, ottima risposta. Autotassiamo, ma ti assicuro che la cosa più bella è quando uno viene e dice non voglio più il pacco. La vostra associazione di che cosa si occupa? Allora, la nostra associazione a Braccia Aperte nasce e si occupa di accoglienza di minori, sensibilizzazione affido familiare sul territorio e famiglie in difficoltà sostanzialmente. Quanti minori o quante famiglie state aiutando? Allora, noi abbiamo in carica praticamente 5 minori, compresi i figli nostri, e la nostra realtà diciamo come casa famiglia è la prima casa famiglia che nasce a Genova e che si occupa di minori, esclusivamente di minori. In questo caso quindi non c'è un pacco che viene portato a casa, ma c'è una mensa che viene approntata lì. Esattamente, il nostro servizio è proprio diciamo di residenziale, 365 giorni all'anno, e quindi i bambini mangiano da noi, c'è la mensa e non facciamo i pacchi, ecco, è tutto lì. Il Banco Alimentare è un punto di riferimento, venire qua vuol dire anche però incastrare appuntamenti, non è facile? Non è facile, però meno male che c'è, per noi è un punto di forza fondamentale, soprattutto perché non ci fa sentire soli in quello che facciamo, al di là dell'aspetto materiale importantissimo, però sapere che ci sono persone che ti spingono a fare quello che fai quotidianamente, perché lo fai con fatica, però ecco, questa fatica si sente meno se sai che non sei solo, ecco. Qui che cosa prendete? Allora, noi sostanzialmente prendiamo prodotti non AGEA, prodotti che vengono donati al Banco Alimentare e omogenizzati, frutta fresca, prodotti freschi, pasta, c'è un po' di tutto, ecco, ovviamente dedicati ai bambini, ecco. Omogenizzati in particolare non sono quegli alimenti certi su cui si può fare conto all'inizio dell'anno, perché quelli sono i fondi AGEA, quindi però ci si riesce, durante l'anno arrivano? Beh, noi la chiamiamo provvidenza, ecco, quindi gratuitamente diamo e gratuitamente riceviamo, quindi non quello che veniamo sempre stupiti perché riceviamo sempre di più di quello che ci aspettiamo e poi ovviamente ringraziamo, ecco. Lei segue la comunità L'Ancora che si trova a Varazze, in particolar modo a chi dà una mano. Guarda, ultimamente stiamo dando una mano a tanti ragazzi e non riusciamo anche lì ad avere completo soddisfazione di poter aiutare tutti, che è il nostro desiderio. Ultimamente stiamo aiutando molti ragazzi che provengono dal Centro Africa e ci sono ancora alcuni gruppi di ragazzi di Albania
e che anche loro però sono ormai in uscita. Sono minori o adulti? Sono minori, però quasi tutti già sui 18 anni. Quindi la comunità prevede che dopo i 18 anni ci sia un altro intervento finché non arrivino alla maggiore età. E lì dovranno cercare un lavoro, una scuola o un'occupazione, qualunque cosa che riesca a portarli domani nella vita. Il cibo del banco alimentare vi serve per portare avanti questo progetto, per la mensa? Certamente, se non fosse per questo non saremmo riusciti sicuramente a fare tante cose come stiamo facendo. Da quanti anni esiste questa associazione? Dunque da 18 anni esiste questa di Varazze. I padri Somaschi da 1400-1500, quindi tempo di San Girolamo Emiliani, il nostro fondatore, e quindi noi la nostra realtà è sempre stata di cercare di aiutare, di sostenere i poveri, i bisognosi, gli ultimi, quelli che la società rifiuta. I padri Somaschi sono ben presenti a Rapallo. Su questa zona del Tigullio ci sono novità o comunque dei progetti in itinere? Ma qualche piccola novità sta sorgendo da parte anche del comune, del sindaco, di avere la possibilità di aiutare anche tanti ragazzi della città di Rapallo che hanno una necessità molto forte di essere aiutati, sostenuti e soprattutto guidati da educatori, da professionisti. Perché adesso c'è già un punto di riferimento, ma per quanti ragazzi? E per una comunità di minori già esiste, che ha la presenza una quindicina, 15 ragazzi e che quindi già dà una risposta, però non è sufficiente. Che necessità ci sono allora per portare avanti questa idea? Abbiamo necessità soprattutto di giovani motivati, di persone che siano capaci di non solo fare delle cose ma avere uno spirito dentro, ed è quello che noi cerchiamo di realizzare come credenti, come cristiani, come religiosi, cerchiamo di portare avanti con molta fatica, con i tempi che corrono e con le difficoltà anche sociali, politiche che oggi si incontrano. Facciamo un appello allora ai rapallesi, perché voi per portare avanti questa idea avete bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di una struttura abbastanza grande, logicamente non da acquistare ma da affittare, per poter ospitare questa comunità. L'idea è di passare da 15 a? Di passare da 15 a raddoppiare. Quali sono gli alimenti che vi arrivano? In particolar modo iniziamo dall'Europa. Allora, attraverso l'Europa, quindi attraverso l'Agea, arrivano prodotti essenziali come pasta, latte, riso, zucchero, marmellata, legumi e pelati. E poi riceviamo invece dai supermercati dei prodotti freschissimi che hanno una scadenza molto ravvicinata, e infatti questi prodotti li possiamo prendere proprio perché abbiamo a disposizione 2 celle frigorifere e addirittura una può anche andare a -20 all'occorrenza. E questa la possiamo aprire? Sì, certo, questa è la cella che all'occorrenza può andare a -20, normalmente raccoglie appunto i prodotti, dove ospitiamo i prodotti freschi, la verdura, la frutta, che per fortuna oggi sono andati tutti. Ecco, l'Europa in questo momento rappresenta una certezza, almeno all'inizio dell'anno. Diciamo per fortuna, perché negli anni scorsi non è andata sempre bene, c'è stato un periodo di interregno, possiamo dire che questa parte è risolta? Sì, diciamo che abbiamo avuto un momento davvero difficile perché i nostri magazzini erano vuoti e infatti in quell'anno abbiamo dovuto fare 2 collette alimentari proprio per aiutare tutte le strutture. Adesso il progetto è stato rinnovato, quindi per alcuni anni siamo ancora, come dire, coperti. So che i nostri banchi europei stanno già lavorando per il rinnovo di questo accordo a livello europeo. E l'Italia secondo lei come si è adeguata per quanto riguarda la lotta allo spreco? In Italia diciamo che c'è una grande sensibilità ed è stata fatta una legge molto importante, la 166, uscita un paio di anni fa, che come dire, cerca di sensibilizzare imprese, industrie al dono.
dono del prodotto eccedente. Sono favorite tutte le azioni di recupero e quindi abbiamo visto che proprio in questi 2 anni il prodotto donato dalle grandi supermercati soprattutto è aumentato. Qualche anno fa sempre aveva fatto discutere l'esempio della Francia, che aveva obbligato in un certo senso a donare, però molti dicevano vabbè, però intanto viene recuperato, diciamo, lo spreco. È così oppure l'esempio dell'Italia in qualche modo lo ha superato? Io credo che l'Italia abbia fatto una legge migliore perché non costringe e non penalizza chi non dona, ma premia e incentiva chi dona. Precisione e tracciabilità sono le 2 grandi parole che descrivono il grande lavoro che si fa all'interno del magazzino di Genova Bolzaneto, qui del Banco Alimentare. Di questo ne parliamo con un volontario storico, Marcello, che ha 80 anni e dedica ancora il tempo della settimana per dare una mano ai ragazzi che si impegnano qui al Banco Alimentare. Così scopriamo da lui anche come si svolge questa attività. Andiamo. Dove hai iniziato qui al Banco Alimentare? Ho iniziato al Banco Alimentare giù in magazzino, e 12 anni fa appunto, ero molto più giovane, quindi avevo tutte le forze necessarie per operare e preparavo i bancali per le associazioni che vengono a ritirarle giornalmente, durante la settimana. L'ho fatto per 10 anni, aiutando molti nuovi volontari ad apprendere la tecnica di approntamento. E quindi li istruiva? Sì, li istruivo perché appunto via via che passavano gli anni diventavo anziano, qui c'è un turnover abbastanza elevato, sia perché ci sono volontari che vengono e poi se ne vanno, ma soprattutto che sono delle persone inviate da altre associazioni pubbliche che vengono qua con delle borse di lavoro e quelli hanno un tempo di permanenza breve, finito la borsa di lavoro e se ne vanno. Ecco, lei istruiva questi giovani, questi ragazzi, in che modo? Che cosa c'è bisogno di sapere per fare questa attività? Principalmente c'è una tecnica di approntamento che deve essere seguita molto bene, i bancali devono essere fatti bene, nel senso che non possono essere delle piramidi instabili perché vengono caricati sui mezzi e quindi vengono movimentati nel magazzino, messi sugli scaffali, quindi se sono trabalanti sono rischiosi, quindi la tecnica proprio che insegniamo è quella di approntare i bancali in maniera che sono dei cubi più solidi e perfetti possibile. E poi c'è da fare attenzione a quello che si prende perché il magazzino deve essere caricato, scaricato, inventariato ogni settimana e devono corrispondere i dati tra fisico e contabile, quindi errori di approntamento possono poi dare adito a dei problemi. Adesso è in ufficio, che cosa fa qui? In ufficio faccio il servizio di segreteria, ricevo le telefonate dagli enti che devono prenotare i ritiri, aggiorno la situazione contabile scaricando i movimenti in uscita che nascono dalle bolle di accompagnamento e poi do anche informazioni per altre necessità che hanno gli enti esterni. Ci sono dei registri che devono essere compilati in modo molto preciso? Certo, sono i registri per esempio dove si fanno le prenotazioni degli appuntamenti, su quali devono essere indicati gli enti che hanno prenotato, il mezzo con il quale vengono a ritirare il materiale, perché i bancari devono essere fatti nei pesi che poi possono essere, diciamo, caricati sui mezzi che vengono. C'è tutta un'indicazione di chili, di mezzo, di portata? E anche di richiesta da parte degli enti sulle cose che hanno più necessità di avere nel ritiro. C'è un avvicendamento orario molto fitto, ogni 10 minuti? Sì, l'appuntamento viene preso ogni 10 minuti e se ne prendono 19 al giorno, praticamente sono 19 enti al giorno che vengono. Su questo foglio vengono anche indicati le eventuali, diciamo, richieste che hanno gli enti, vengono indicate anche le nostre richieste di aggiornamento dei documenti che loro non hanno firmato magari nel ritiro precedente. Insomma c'è tutta una tematica che riguarda il buon funzionamento dell'appuntamento e della prenotazione.
C'è un altro foglio che vediamo con il nome delle strutture e anche una suddivisione di chili. Perché gli enti non ricordano cosa hanno avuto in assegnazione. Questo è il foglio delle assegnazioni dei materiali fatte dalla direzione in base agli assistiti che hanno i singoli enti, e su questi fogli appunto ci sono le assegnazioni prodotto per prodotto. Allora l'ente chiede cosa mi rimane ancora da ritirare e noi da questo foglio gli diciamo che cosa può ancora avere. Sabato per esempio c'è la colletta alimentare in tutta la Liguria, quindi ci sarà un foglio apposta per questo. Sì, la colletta alimentare è una cosa quanto particolare, molto importante, che viene fatta una volta all'anno e ha tutta una procedura, tutto un sistema di gestione che è avulso da quello della quotidianità delle banche alimentari. Si raccolgono materiali presso i magazzini, i supermarket, e vengono portati qua in bancali già suddivisi per tipologie di prodotto e poi qua vengono appunto stivati e caricati, presi in consegna, e lì si va avanti poi qualche mese a distribuire questi materiali. Operazione molto bella quella della raccolta, perché ci consente di avere dei mezzi, delle cose che normalmente non abbiamo, l'olio di oliva per esempio, gli omogenizzati molto importanti per i piccoli, gli alimenti per l'infanzia e anche altre cose, che il caffè è gradito da quelli che dicevano i pacchi, quindi insomma riceviamo anche tanto tonno, che anche quello non è previsto nella distribuzione, e altre cose appunto. Sentiamo che squilla il telefono, squilla tanto al giorno? Posso rispondere? Risponda. Pronto, Banca Alimentare, buongiorno. Bisogna essere molto precisi in questa attività, è vero? Tutte le associazioni che serviamo vengono registrate, vengono associate attraverso un processo proprio in cui vengono controllate, assicurate che effettivamente facciano un'attività, abbiano un magazzino strutturato nella maniera. C'è un controllo iniziale. Assolutamente, c'è un primo controllo. Si va anche sul posto a vedere. Andiamo proprio sul posto, c'è un gruppo di volontari che si occupa proprio di questo e vanno a visitare i loro magazzini e conoscono proprio in ogni dettaglio le strutture che associamo. E dopodiché loro ci dichiarano quelli che sono i numeri delle persone che aiutano e sulla base di questo noi dividiamo in maniera equa tutti gli alimenti che riceviamo, di modo che tutti possano ricevere in maniera corretta i giusti quantitativi che possano rispondere alle loro precise esigenze. Ci vogliono dei requisiti particolari per far parte della rete del banco? Ci vogliono dei requisiti particolari, in particolare quando si va a ricevere quello che è l'alimento AGEA, cioè l'alimento che arriva dai bandi ministeriali. Lì le associazioni devono non ricevere un pagamento per quella che è la loro attività e devono seguire veramente un aspetto burocratico importante. Durante l'anno arrivano sicuramente tanti alimenti dall'Europa, dallo Stato, da varie associazioni, però la certezza all'inizio dell'anno per fare la divisione qual è? Quello che riguarda l'alimento AGEA, sì, ci viene fatta un'assegnazione precisa e noi la conosciamo, i tempi variano a seconda di quelle che sono le domande dei bandi che vengono presentati come AGEA, però appena conosciamo l'assegnazione questo ci permette di effettuare una divisione precisa. Per quello che riguarda invece il raccolto delle industrie, dai supermercati e quant'altro, quello purtroppo non abbiamo già all'inizio dell'anno quantitativi precisi da poter ipotizzare. Possiamo basarci su quello che è stato il raccolto degli anni precedenti oppure come stanno andando, però purtroppo è un dato inimmaginabile a priori. Ora manca un mese e mezzo alla fine dell'anno, quindi state già ragionando sul 2019? Assolutamente, cominciamo tutto ciò che riguarda la parte AGEA, naturalmente viene deciso con diversi mesi d'anticipo. Ormai stiamo cominciando a pianificare tutto ciò che riguarda l'attività del 2019. E ora le assegnazioni sul 2019 per quanto riguarda l'AGEA, Europa, così le avete già? Le abbiamo già divise, assegnate e divise. Le piace il lavoro qui al Banca Alimentare? È molto entusiasmante, sì, vario, interessante ed è bello sapere che puoi rispondere a esigenze concrete di persone che hanno veramente bisogno. E lavorare con una squadra di volontari com'è?
È bellissimo perché vi racconto un particolare. L'anno scorso quando è nevicato era abbastanza difficile raggiungerci, si erano fermati i mezzi e quant'altro. Se probabilmente tanti dipendenti avrebbero approfittato dell'occasione per prendersi una giornata di riposo, i volontari sono arrivati tutti a coprire il loro turno, attraversando mari e monti, cercando in tutti i modi di non tradire al loro turno. Quindi il nostro grazie proprio perché possiamo andare avanti sempre con la nostra attività e perché possiamo disporre di così tanti volontari che ci mettono davvero passione. Siamo all'ingresso della struttura del Banco Alimentare, abbiamo visto una grande movimentazione di vetture, di persone, anche di alimenti. Che cosa si fa qui? Allora, al mattino si consegnano gli alimenti alle organizzazioni di volontariato che vengono a ritirarle, perché poi in settimana le consegneranno a loro volta agli assistiti. Ne abbiamo viste numerose, quindi ogni tot di minuti ne arriva una. Sì, esatto, diciamo che in media sono 15 associazioni al mattino che consegniamo materiale. E la sua attività in particolare in che cosa consiste? Sono capoturno e cerco di dare una mano di organizzare il ritiro. Quasi come un arbitro, per vedere che vada tutto bene. Più o meno, esatto, per rispettare i turni di consegna, di arrivo e di scarico e carico. E verificare i ragazzi come caricano la roba, che danno una mano agli altri. C'è anche una preparazione, immagino, di giorni prima. Esatto, in settimana, la stessa settimana della consegna, vengono preparati i bancali che poi appunto al mattino consegneremo. Vengono preparati al pomeriggio, alcune volte al mattino. Quando non c'è consegna prepariamo i bancali. Chi le dà una mano? Vedo che non è da sola. Sì, no, c'è Andrea che è un volontario di vecchia data, poi ci sono vari ragazzi che alcuni sono volontari, altri hanno borse lavoro, così. Secondo lei ci sarebbe bisogno di una mano in più durante l'anno? Mano in più senz'altro, specialmente quando prepariamo i bancali perché siamo leggermente carenti, però diciamo volontari ce n'è, ma in più è sempre un piacere. Facciamo il suo esempio, perché lei qui è volontaria, ma non solo qui. Qui a mia volta sono volontaria in un'associazione di consegna pacchi e cena al giovedì sera. Qual è? È la Ronda di San Benedetto al Porto. Che attività fa? Chi aiuta? Aiutiamo specialmente i senza fissa dimora e poi anche gli stranieri e qualche italiano, ultimamente viene anche abbastanza qualche italiano. Sono tante persone? Allora, i pacchi che prepariamo sono 120, invece la cena la prepariamo per unas 70-80 persone il giovedì sera. È bella questa rete di solidarietà, perché lei era volontaria lì e poi ha capito che poteva fare qualcosina per aiutare anche qua. Come è nata questa scelta? No, allora, prima ho iniziato alla Ronda, perché di sera quando lavoravo avevo appunto solo la sera disponibile. Poi da quando sono in pensione vengo qui anche al mattino, al pomeriggio, quando posso. Che ricchezza le dà questa attività? Guardi, io sono contentissima, sinceramente aspetto sempre il venerdì e il lunedì quando sono i miei giorni e poi il giovedì sera, il giovedì sera è una preparazione di tutta la settimana, però è bello venire, incontrare i colleghi, incontrare anche le altre persone che ti chiedono, che diamo, così. Bisogna anche essere molto precisi perché ci sono anche delle bolle che accompagnano questi alimenti, è vero? Senz'altro abbiamo un controllo perché preparando magari può sfuggire in meno, in più qualche pacco, qualcosa. Però prima della consegna c'è questo controllo da parte dei volontari. Andrea, lei dà una mano a Giulia all'interno del banco alimentare, che cosa fa in particolare? Io praticamente controllo le bolle, cioè controlliamo che non manchi merce e basta, poi consegniamo. Quando la bolla diciamo, ci corrisponde al numero della merce che è marcato, siamo a posto. C'è una tracciabilità quindi degli alimenti che deve essere seguita punto per punto? Certo, sì, è logico. Sì, perché diciamo, è tutto controllato, è tutto contato, di conseguenza dobbiamo cercare di essere più precisi possibile. E poi bisogna dare una mano a caricare questi alimenti nelle vetture. Quel che siamo aiutiamo, ci diamo una mano uno con l'altro. Questo è bello perché vedo che ci sono i ragazzi che si danno da fare, di conseguenza ci aiutiamo uno con l'altro. Come ha conosciuto il banco alimentare? Dunque, perché facevo parte di una ONLUS. Allora venivo a caricare
e siccome venivo presto, e cioè mi sono trovata ad aiutare a caricare. Di conseguenza il direttore che c'era prima mi aveva proposto se volevo venire a fare il volontario, io ho accettato volentieri. Siamo al secondo piano di questa struttura, possiamo dire un po' il cuore coperto anche del banco alimentare, dove vediamo tanti bancali di alimenti. Quando è nato il banco alimentare? Parliamo un po' di storia. Sì, allora in Italia è nato nell'89, ma ovviamente non nasce in Italia, ha una storia lunga, è nato in America alla fine degli anni 60. In Liguria ho iniziato nel 96 e abbiamo peregrinato in effetti tanti anni cercando un magazzino e abbiamo cominciato da un piccolo magazzino incomodato, poi 500 metri, un po' più grande, e da 11 anni siamo arrivati qua. Abbiamo visto la locandina della prima colletta alimentare. In questo periodo come sono cambiati i numeri del bisogno? Ma noi in questi anni abbiamo visto una crescita costante e anche se si sentiva ultimamente che insomma, la crisi stava migliorando, gli ultimi dati Istat dicono che invece sono circa 5 milioni le persone in povertà assoluta e di cui 1,2 milioni sono minori. Questi dati sono i peggiori degli ultimi anni. Ci sono aziende o attività del territorio che comunque si interessano al banco alimentare e con i quali poter iniziare un'attività in questo senso di aiuto, quindi aumentare anche la risposta? Sì, anche se in Liguria non ci sono grosse aziende, con le piccole aziende già stiamo collaborando e soprattutto abbiamo iniziato con diversi supermercati, diverse catene e in questi anni anche con alcune mense aziendali o scolastiche. In particolare noi ritiriamo quotidianamente da alcune grosse mense aziendali di Genova, l'Ansaldo Energia, Leonardo, la Mensa degli Erzelli, Fincantieri di Sestri Ponente e da pochi mesi anche Fincantieri di Riva Trigoso. Lì vengono recuperati pasti preparati e non consumati, ovviamente con una procedura diversa perché non bisogna interrompere la catena del freddo e quindi gli alimenti vengono abbattuti e devono essere consumati nell'arco delle 24 ore. Le persone spesso, soprattutto rivolgendosi alla colletta alimentare, si possono fare delle domande e dire ma questi alimenti andranno veramente, non andranno? È aumentata la fiducia invece secondo lei negli anni? Sì, assolutamente. I primi anni certo non sapevano chi eravamo, però da subito tra i volontari presso i punti vendita ci sono sempre stati anche i volontari delle strutture caritative che noi aiutiamo e che quindi sono i primi a sapere il valore e dove va questo alimento. In più ci sono sempre stati gli alpini, quest'anno ci sono anche i bersaglieri, quindi sicuramente la fiducia è aumentata e si vede anche dai quantitativi di alimenti che vengono donati, cioè dalle tipologie. Sempre più negli anni sono aumentati i tipi di alimenti che noi chiediamo, quindi è proprio come dire non comprare quello che uno vuole ma fidarsi di quello che gli chiediamo. Ci spostiamo adesso in un'altra ala del magazzino per vedere così la preparazione alla colletta alimentare di sabato. Come si svolgerà la colletta alimentare di sabato 24 novembre? Allora, in Liguria hanno aderito 482 punti vendita, di cui 92 sono nel Tigullio. Quel giorno, come sempre, le persone che entrano a fare la spesa vedranno i volontari che chiederanno a chi entra di fare la spesa per chi non se la può permettere. Alla uscita questi prodotti verranno consegnati e poi inscatolati e successivamente nei giorni dopo andranno a tutte le strutture caritative convenzionate. Ricordiamo cosa si può comprare. Si può comprare olio, alimenti per infanzia, omogeneizzati, legumi, pelati, riso e biscotti.
Tutto arriverà qui o nei centri, nei magazzini dispersi per la Liguria? Sì, momentaneamente per il periodo della colletta cerchiamo dei magazzini temporanei sparsi nella Liguria, perché tutto non riusciremmo a far stare in questo magazzino. Quindi tutti gli alimenti vengono portati nei magazzini più vicini del territorio, ma il conteggio viene fatto a livello regionale. Quindi in base poi al numero di assistiti di ogni struttura vengono assegnati i quantitativi degli alimenti, che vengono consegnati nel posto, proprio per non far venire le associazioni a Genova anche per la colletta. Qui però in questi giorni si sta preparando la grande giornata, e quindi che cosa vediamo? Sì, qui nel magazzino centrale è arrivato tutto il materiale che servirà il giorno della colletta, quindi ci sono gli scatoloni e tutto il materiale, le pettorine, i volantini, i sacchetti, che vengono divisi in base al numero dei punti vendita e alla dimensione dei punti vendita. Ecco, cosa possiamo trovare qui? Allora, sono stati divisi intanto per province, tutto il materiale andrà nelle province, e questo di qui in particolare di Genova, ogni punto vendita ha una scatola con dentro il suo materiale, quindi i sacchetti, lo scotch, i volantini grazie, e poi i documenti che servono, perché ogni supermercato ha un capo equip che deve essere responsabile in quel giorno, raccogliere il nome dei volontari e poi anche i crediti, perché ricordiamo che la giornata della colletta può servire come credito formativo per i ragazzi delle superiori. Quindi qua è già tutto pronto per partire, vediamo i vari anche negozi aderenti, quindi è molto più facile anche per chi poi darà una mano quel giorno. Certo, il fine settimana scorso infatti un bel gruppo di di volontari hanno diviso tutto il materiale, e partirà il lunedì e martedì, partirà per la regione, e poi invece per quanto riguarda Genova la settimana prossima, su orari fissati, ogni capo equipo può venire a ritirarsi materiale e scatole. È stato inquadrato Cristian anche la voce Tigullio. Certo, ci sono ovviamente anche il materiale del Tigullio pronto. Siamo a cavallo, diciamo, tra la giornata mondiale dei poveri, che si è appena conclusa, e la colletta alimentare, che vuole essere, come già, una risposta naturalmente al bisogno, quindi alla povertà. In questo senso, quale responsabilità c'è anche da parte vostra per questo gesto? Per noi è un gesto importante, perché dà concretezza a quello che il Papa ha detto per la giornata mondiale del povero, che è proprio un dare concretezza alla speranza dei poveri, e quindi un gesto di reale condivisione. Concretezza che si riverbera poi nei numeri. Se noi facciamo un riferimento all'ultimo anno, ad esempio, quanti chili di alimenti sono stati movimentati? Nel 2017 abbiamo recuperato e distribuito circa 2100 tonnellate di generi alimentari. Adesso, nel corso, diciamo, di quest'anno, si ha già un'idea di come sta terminando questo 2018? Sì, i primi 6 mesi dell'anno ci dicono che siamo in linea con lo scorso anno, e forse potrebbe anche essere che aumentiamo un po'. Infine, il Banco Alimentare a sua volta combatte lo spreco in qualche modo? Sì, un esempio lo vedete qui in magazzino, perché noi chiediamo durante tutto l'anno alle associazioni di riportarci i cartoni che abbiamo distribuito per la colletta e che sono ancora in buone condizioni, questo per evitare di spendere l'anno prossimo nuovamente in scatole. Naturalmente anche il nostro Tigullio fa parte della rete del Banco Alimentare della Liguria, e noi ora andiamo a raccogliere alcune voci.
In un flash, che cos'è l'Istituto per il Baliatico e quali famiglie sostiene? Noi assistiamo i bambini di Chiavari e di tutto il circondario fino all'età di 3 anni, dalla nascita fino ai 3 anni. Sono bambini di famiglie che si trovano in difficoltà economiche, si rivolgono a noi per ricevere sia alimenti, sia dei buoni con cui fare la spesa, sia per il vestiario, giocattoli o libri che noi ritiriamo dalla popolazione che generosamente ce li dona. Quante famiglie aiutate? Attualmente abbiamo 75 famiglie registrate proprio, cioè di cui abbiamo visionato proprio lo stato di bisogno economico, e in più nel momento della distribuzione accedono anche normalmente una ventina di altre famiglie che si presentano saltuariamente. Durante l'anno come riuscite a sostenervi? Noi abbiamo l'aiuto naturalmente di tantissimi enti, persone, tra cui naturalmente il Comune di Chiavari e le risorse che ha la Fondazione con i propri beni immobiliari, la generosità delle persone e non da ultimo il Banco Alimentare di Genova per tutto quanto riguarda i viveri. Nonostante le difficoltà economiche, i numeri del sostegno sono cambiati in questi anni in positivo oppure no? Abbiamo cercato naturalmente di ottimizzare la struttura economica dell'istituto, quindi di contrarre i costi il più possibile e di favorire le entrate, quindi prima di tutto far conoscere l'istituto, e la risposta è stata molto generosa e molto sentita, forse perché l'argomento riguardando i bambini è di particolare sensibilità per le persone, e quindi abbiamo avuto riscontro positivo, l'assistenza abbiamo potuto incrementarla e la lista d'attesa sono proprio negli ultimi mesi sono state praticamente annullate. Parliamo di aiuto agli altri, ma parliamo anche di lotta allo spreco, naturalmente, con questa questione dei generi alimentari che vengono portati alle persone bisognose. In questo senso anche voi partecipate a tante iniziative di lotta allo spreco? Sì, vi è stato un progetto che si è concluso da poco, che riguardava un progetto finanziato dalla compagnia Fondazione San Paolo e che è Spreco Zero, Vivo Meglio, fatto grazie al Consorzio Tassano di Casarsa Ligure, a cui noi abbiamo partecipato. E oltre a questo partecipiamo attualmente a un progetto Raccolta del pane col Comune di Chiavari, in cui vengono recuperate le eccedenze di produzione da parte dei panettieri, pasticceri, fornai e vengono distribuite il giorno successivo a famiglie bisognose segnalate dai servizi sociali del Comune di Chiavari. E oltre a questo abbiamo proseguito quel progetto che dicevo inizialmente, in accordo col Conad Chiavari recuperiamo tutto ciò, le confezioni danneggiate o eventuali prodotti appena scaduti ma ancora utilizzabili, li ritiriamo e li distribuiamo ai nostri assistiti. Siamo appena stati al Banco Alimentare della Liguria, per voi che importanza ha? Il Banco Alimentare della Liguria è stato un accordo iniziato alcuni anni fa, per noi di fondamentale importanza, perché grazie alla loro sensibilità hanno valutato il nostro istituto come meritevole di essere convenzionato, e da prima ricevevamo i beni provenienti dalla colletta alimentare che proprio tra pochi giorni avrà nuovamente luogo, e oltre a questo poi ci hanno convenzionato anche per i viveri europei che vengono dal Fondo Alimentare Europeo. Quindi normalmente noi ritiriamo quasi 1 tonnellata di materiale ogni mese che viene distribuita e ripartita tra tutte le 75 famiglie assistite. Il 20 novembre è la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Che cosa succederà qui sul nostro territorio? Un'altra iniziativa è quella organizzata dalla Fondazione Francesca Rava di Milano, che riguarda proprio il ricordo di questa giornata dell'infanzia, dei diritti dell'infanzia. A Chiavari alcune farmacie si sono convenzionate e rese disponibili per la raccolta di medicinali e generi per l'infanzia che verranno devoluti appunto all'Istituto per il Baliatico. Quindi che cosa bisogna fare domani? Domani bisognerebbe andare nelle farmacie, la farmacia centrale, la farmacia di Ri, la farmacia delle Grazie a Rostio di Levi, la farmacia Sestri Levante e la farmacia dei Frati a Chiavari, in maniera da poter partecipare anche con un minimo prodotto, con un prodotto anche piccolino, ma aiutarci in modo da aiutare i bimbi che noi sosteniamo. Sono i medicinali più importanti che voi poi distribuite alle famiglie? Beh, sono i prodotti contro la febbre, contro la nausea, contro le otiti, il colliri, però anche pannolini omogeneizzati, anche delle semplici salviette per il cambio, le pomate, le creme, ecco, sono tutti prodotti che per noi sono molto utili, ci vengono molto richiesti. Siamo sempre a Chiavari e passiamo dal Banco Alimentare della Liguria al Banco di Solidarietà di Chiavari, che condividono, diciamo, lo stesso fine. Possiamo descriverlo?
Allora, il Banco di Solidarietà ha la finalità di aiutare le famiglie nel bisogno alimentare, quindi noi dei volontari a coppie vanno una volta al mese presso le famiglie che noi assistiamo, che sono circa un centinaio di famiglie sul territorio, e portiamo il cosiddetto pacco, dove sono più sacchetti, dove diamo alle famiglie dei generi alimentari a lunga conservazione, a volte anche quando abbiamo a disposizione del fresco che ci viene dato dal Banco Alimentare di Genova. Portiamo questi per un aiuto, un sostegno appunto a questo bisogno di cibo. Che territorio coprite? Noi, le nostre famiglie vanno da Chiavari, Lavagna e Carasco. Sono famiglie italiane, straniere? Com'è la divisione? Non c'è una divisione, ci sono appunto sia famiglie italiane e sia famiglie straniere, famiglie numerose, famiglie di persone sole, singole, anche giovani con difficoltà, e famiglie anziani che non riescono a arrivare a fine mese. Insomma, è proprio sempre in aumento la richiesta, però appunto noi come associazione abbiamo deciso, per il momento almeno, di limitare il numero degli assistiti proprio per poter dare loro un maggior aiuto proprio nel pacco, maggior quantità di cibo, perché questo serva effettivamente almeno per tutto il mese. Qual è questa quantità, si può dire? Sì, noi diamo all'incirca fino all'anno scorso sui 16 tonnellate di cibo durante l'anno in questi pacchi. Il nostro desiderio è quest'anno di raggiungere anche le 20 tonnellate di cibo, che ci viene dato appunto in grossa quantità. Questo aiuto viene fornito a noi dal Banco Alimentare di Genova e poi dalle nostre raccolte che facciamo mensilmente in un supermercato della zona. Il grosso che ci arriva dal Banco Alimentare è appunto il risultato anche della colletta, però poi noi ogni mese andiamo al banco e lì ci viene dato un quantitativo che, come dire, ci tocca, ecco, a noi in base al nostro numero di iscritti. Quindi c'è un'attività che va avanti durante l'anno, ogni mese, non c'è solo la colletta del 24 novembre come quest'anno? No, noi tutto l'anno abbiamo questo rapporto con il Banco Alimentare, dove loro ci segnalano quello che gli arriva e la disponibilità loro che hanno, noi più o meno diciamo le quantità che ci servono, e cioè in un aiuto reciproco noi ogni mese andiamo, sempre appunto volontari vanno con le loro macchine private a prendere i pacchi e la roba che il banco ci dà, ed è molto molto importante per noi. Senza il banco noi appunto forse non ce la faremmo ad aiutare la gente, no, sicuramente non ce la faremmo. 4 anni fa peraltro avevate ricevuto un grave danno dall'alluvione, adesso vi siete recuperati? Sì, noi grazie a Dio appunto in quell'occasione dell'alluvione che tutto era andato, oltre ai locali, tutto il cibo, tutti i documenti erano andati appunto distrutti dall'alluvione. Subito c'è stata la solidarietà da parte della diocesi, della Caritas, e ci hanno accolti nei locali del seminario e poi soprattutto la Caritas ci ha fornito il cibo da distribuire all'inizio appunto di quella grave crisi, il cibo da dare alle famiglie. Quindi noi non abbiamo mai saltato il mese da andare dalle famiglie, anche in quell'occasione lì, grazie appunto all'aiuto della Caritas. Avete trovato una base operativa ora? Ecco, ora noi grazie appunto veramente c'è la provvidenza, così il comune ci ha dato dei bellissimi locali, zona Caperana, dove noi lì abbiamo la sede del nostro magazzino, ed è proprio una cosa bella, gradevole. Allora, in conclusione possiamo dire che abbiamo raccolto tante voci di provvidenza, come ha detto lei, di speranza, e una grande rete di solidarietà, di associazioni che nel concreto portano l'aiuto alle persone bisognose. Oltre alla domanda, ma questi alimenti o questi aiuti vanno alle persone? Sì, l'abbiamo visto e speriamo di averlo documentato in questo reportage. Quindi non resta che fare l'appello finale alla colletta di sabato e poi naturalmente a venirvi a trovare durante tutto l'anno, immagino.
Sì, ecco, noi appunto invitiamo la gente, capisco che è un continuo chiedere, però effettivamente il bisogno è tanto, uno può anche dare, proprio come diceva prima Dall'Orso, anche poco, in tutte le cose l'importante è il cuore, come si dà, e veramente tutti insieme si può costruire un mondo migliore, ecco. Con la coscienza che noi risolviamo, non elimineremo il bisogno del povero sulla faccia della terra, ma il fatto di non sentirsi soli è una grande grazia. Ecco.